Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video vi invito a lasciare un bel like, l'iscrizione al canale, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con il video di Napoli l'87 e condividete il video con i vostri amici ed i vostri parenti. Ragazzi, più che incavolato, sì, sono stato anche incazzato durante la live. Se mi avete visto in live o vi siete persi la live, poi andatevela a vedere. Comunque sono deluso perché non posso dire niente riguardo la partita. Solo uno secondo me ha fatto pena, Manolas. Manolas ha fatto una partita penosa. Manolas ha sbagliato almeno 2 o 3 interventi dove ci stavano costando più di un gol. Il gol vittoria della Juventus con Cristiano Ronaldo, uno sbaglio difensivo di Manolas perché ha sbagliato un semplice rinvio che poi è andato a finire sui piedi di Ronaldo. E quello è stato decisivo, ragazzi, quello è stato fatale per la nostra sconfitta. Poi il Napoli ha fatto una grande prestazione, secondo me. Il Napoli ha giocato bene. Abbiamo giocato anche meglio della Juve, secondo me. Però quando ti trovi uno Szczesny in giornata, perché poi abbiamo avuto almeno 2 o 3 palle con Lozano e Szczesny gliela parate, ragazzi. Quella nel finale di piede, miracolosa, quella di testa nel primo tempo, insomma. Ragazzi, io che devo dire? Demme ha fatto una partita stupenda a centrocampo, dove ha fatto la doppia fase, sia fase difensiva che fase offensiva. Non si può dire niente, il ragazzo ha fatto una partita di personalità, ha messo il cross in mezzo proprio per il possibile 1-0 del Napoli del primo tempo. Però siamo stati sfortunati, abbiamo avuto l'occasione di poterla portare sul pari con il nostro capitano, con Insigne, proprio un rigore procurato da Mertens quando è subentrato al posto di Petagna che è nullo. Petagna ha fatto veramente poco, ragazzi. Mi aspettavo molto di più da Petagna, invece mi ha deluso tanto anche lui, così come Bakayoko e Manolas. Ecco, questi sono i peggiori secondo me, su tutti Manolas. Insigne, ragazzi, ha fatto una buona partita. Ragazzi, non possiamo massacrare ora il capitano perché ha sbagliato un rigore, sì, decisivo, perché se segnava quel gol il Napoli si portava sul pari e non sarebbe finita 2-0 per la Juve questa partita, perché se il Napoli la pareggiava non si sbilanciava poi per andare a cercare il pareggio. Il secondo gol della Juventus non si prendeva. Napoli, appunto, buttandosi in avanti, cerca di pareggiare la partita, quell'occasione clamorosa di Lozano, e poi in contropiede appunto c'è la beffa, il raddoppio della Juventus con assist di Ronaldo per Morata. Ragazzi, ma il secondo gol io direi che alla fine non lo conto nemmeno perché era scadere. Ci sa che ci avrebbero potuto far male perché comunque il Napoli cercava di pareggiarla. Ragazzi, abbiamo avuto l'occasione, l'abbiamo sbagliata noi. Noi potevamo pareggiarla, noi potevamo andare in vantaggio, siamo stati poco cattivi. La Juve oggi aveva più fame di noi, visto l'andamento in campionato, visto il riscatto che voleva Pirlo. La Juve non poteva sbagliare oggi. È questo quello che penso, perché la Juve aveva l'unico risultato oggi, vincere, altrimenti si sarebbe messo tutti in gioco, Pirlo sarebbe stato attaccato da tutti i giornali, da tutta la tifoseria juventina, sarebbe stato un po' un casino in casa Juve. Era obbligato a quel risultato, ragazzi. Noi abbiamo fatto la partita, ci abbiamo provato, la prestazione c'è stata, non è che abbiamo perso 3-0, 4-0. Abbiamo perso 2-0. Viste le occasioni, visto la partita, secondo me abbiamo giocato meglio della Juve. Poi il risultato è bugiardo, dice che la Juve ha vinto, non con merito, ma comunque sono stati più bravi di noi, avanti la porta, sono stati più cinici e alla fine hanno portato a casa il trofeo. Ragazzi, c'è amarezza, c'è delusione. Non do la colpa al capitano, non me la sento, ha sbagliato un rigore perché non è mai facile quando sono occasioni decisive, perché tu sull'1-0 quella è un'occasione per portarsi sul pareggio, però hai anche un peso enorme essendo lì sul calcio di rigore, sai che è difficile. Ragazzi, non è facile calciare un calcio di rigore, mai, soprattutto quando c'è tanta responsabilità. Il capitano ha sbagliato, ho visto anche piangere, ragazzi, non l'attacchiamo perché il capitano ci ha messo tutto, ha fatto una grande partita, così come Lozano, così come Koulibaly, Mario Rui. Questi sono stati i migliori, quelli che hanno giocato un'ottima partita. A me mi sono piaciuti su tutti i temi, vi ripeto, la delusione è stata Bakayoko, che non mi è piaciuto, Petagna e soprattutto, come vi ripeto, Manolas. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, ragazzi. Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, se non l'avete ancora fatto,
iscrivetevi al canale. E ragazzi, niente, c'è campionato, c'è l'Europa League, puntiamo ai nostri obiettivi, che sappiamo quali sono i nostri obiettivi, il piazzamento in Champions e l'Europa League. Magari puntare proprio a quel trofeo, perché il Napoli ha tutte le carte in regola, ha la rosa e ha le potenzialità per poter arrivare fino in fondo. Buonanotte a tutti ragazzi, da Napoliello 87 come sempre, voglio, forza Napoles.